avanti. Qui ho messo anche agli atti tutta la parte normativa che mi scuserete se non la ricordo del tutto, comunque in sostanza, e poi se la dottoressa mi corregge se sbaglio qualcuno di voi. No, ma dico, se dico qualche strafalcione. Comunque, praticamente la zona franca in Sardegna era stata già individuata nel dopoguerra. Per quanto riguarda la zona franca, rientrano degli assetti dal punto di vista fiscale che alleggeriscono notevolmente l'acquisto di beni, soprattutto di servizi, non mi ricordo, e che consentirebbe alla Sardegna, se attuata, perché se non ricordo male dovrebbe essere attuata con i vari decreti entro giugno, consentirebbe praticamente di abbattere una notevole pressione fiscale su diversi prodotti come i carburanti, come sì, in sostanza, non per tutti ma per moltissimi prodotti, e di conseguenza si spera, se questa cosa andrà in porto dal punto di vista attuativo, che il gap che la Sardegna, non solo adesso con questa crisi attuale che attanaglia tutto, ma che ormai ce la trasciniamo da tantissimi anni, venga alleggerita e di conseguenza ci sia una maggiore spinta per lo sviluppo e un alleggerimento a tutto quello che già il fatto che la Sardegna sia un'isola comporta a livello delle varie situazioni. So che già a oggi, se non ricordo male, più della metà dei comuni hanno già aderito. Le zone franche vengono individuate essenzialmente nelle zone portuali, però per estensione la normativa prevede anche che tutti i centri che sono raggiungibili, sì, io avevo sentito 120, ma 200, sì, comunque nella sostanza anche 120, se prendiamo tutte le zone portuali un raggio, alla fine prende la Sardegna. E di conseguenza, anche se come al solito in Sardegna forse la politica per certe cose è sempre stata un po' disattenta, però io mi auguro che questa cosa vada in porto e che un po' ristori, ripeto, di quelle gap e di quelle difficoltà che la Sardegna ormai ha vissuto da tantissimo tempo. Se avete voi qualche altra... Volevo solo dire che in effetti il decreto legislativo è del 1988, comunque se la Regione Sardegna non si muove entro giugno non c'è niente da fare, anche perché poi ci sarà un decreto dell'Agenzia delle Dogane che dove metterà fine alle zone franche, per cui se non si delibera entro questo 30 giugno non si farà niente, quindi è l'amministrazione regionale che deve muoversi. Noi forse siamo anche troppo in ritardo, c'è moltissimi comuni, i primi comuni sono stati Santa Giusta e Viola, se non ricordo male, in tal sembra che senso. siamo arrivati a più di 250, sì, sono 260, una cosa del genere. E io in questa occasione volevo ribadire anche un'altra cosa, visto che questa mozione va benissimo, però c'è anche un'altra iniziativa da parte del Comitato di Sardi per quanto riguarda il fiocco verde per la formazione di un'agenzia sarda delle entrate. Molti comuni stanno aderendo con un ordine del giorno, quindi invito il Consiglio Comunale, non oggi naturalmente, perché allora, su questo ti posso dire... della delibera comunque scaricabile da sì, no, ti posso dire qualcosa. Stavamo per portarla anche a questo ordine del giorno, però ancora non avevamo definito bene il tutto e poi insomma l'avevamo avuta anche da poco come ordine del giorno. C'era una qualche perplessità nel fatto che, se non ho capito male, anche in passato si era portata avanti una sperimentazione del genere da molto e avevo capito che non era andata proprio a buon fine, poi non so sì, se... vabbè, ma diciamo che essendo noi a statuto speciale lo prevede anche gli articoli, adesso non ricordo 7 e 8, è soltanto l'articolo 9 che dice che le funzioni vanno trasferite allo Stato. Quindi una cosa che anche questa bisogna approvare. Sì, ripeto, avevamo già... da noi, tanto è vero che adesso i soldi che lo Stato ci doveva dare per i cassi integrati non li abbiamo, i nostri cassi integrati da gennaio non hanno soldi, sono senza rimborso, quindi
una cosa da tentare comunque. Cioè, no, ripeto, ci mancherebbe, era uno dei punti che stavamo esaminando e poi insomma adesso. Per questo ci sono altre cose da aggiungere, volete integrare qualcosa, qualche richiesta di chiarimento? Ripeto, io ho anche tutto il quadro normativo, se qualcuno di voi anche successivamente volesse approfondire, ne facciamo copia insomma, per chi non lo sa in modo approfondito. Posso? Sì. Se è possibile, diciamo, coinvolgere anche tutta la popolazione, perché è un argomento poco sentito dalla gente perché è disinformata, e anche qua ho visto che c'è molta disinformazione, quindi sarebbe bene approfondire in modo che si capisca bene i vantaggi che ci sono per queste opportunità, prima che venga a decadere, oppure che da un diritto che abbiamo eventualmente ci sarà il rischio che dobbiamo richiederla, quindi approfittare adesso perché è un diritto. Non possiamo fare niente. Cioè, se il Consiglio regionale non si muove presso il governo centrale, non delibera entro giugno, non possiamo fare niente. Ma su questo informando, le delibere sono proprio decreti informando anche nell'indirizzo, nella sostanza è stata già informando anche la comunità, c'è la possibilità che possiamo ricorrere anche delle sottoscrizioni, delle firme, perché in un certo senso c'è la massa popolare che obbligherebbe la regione a deliberare. Ripeto, già vabbè, ma tu in effetti, Angelo, stai chiedendo che si faccia una manifestazione pubblica per informare la popolazione. Sì, magari sì. il comune se la può A anche... Samona non è stata fatta? Beh, era di Viti comunque a Samona, era di Viti. Ma la popolazione non sapeva niente, Allora, eravamo in 10. Non era... Sì, hai ragione. No, anche perché già è una questione Anche del quale perché comunque una cosa che è stata già deliberata. È una cosa ben fatta. No, io ho seguito alcune settimane fa, però in televisione, un servizio che parlava per quanto riguarda già le zone portuali. Mancava soltanto, se non ho capito male, Porto Torres e Olbia, che era un po' indecisa, ma gli altri avevano già deliberato, Listano aveva già deliberato, ne ha parlato forse un paio di settimane fa, l'ho seguito in televisione. D'altronde il Lisdigno sembra che sia il paese più ricco d'Italia e la zona franca. Certo. No, ma soprattutto notiamo anche un'altra cosa, che io ho sentito, e forse non me lo possono smentire, che aziende sarde stanno investendo in Croazia, perché il Croazia ha zone franche, quindi ci sono agevolazioni fiscali enormi che invece di investire altrove possono essere fatte qua. I primi 5 anni penso che siano proprio a costo zero, poi piano piano... Sì, i primi 4-5 anni. Sì, ma anche se c'è fosse... la battimento dell'IVA. Allora, le accise sono il 55% delle spese del carburante, vuol dire che meno della metà e basta soltanto quella. Già basterebbe solo quelle. Cioè, magari un litro di gasolio 70 centesimi al posto che 1630 e passa, sarebbe... Diciamo una cosa, che l'ENI paga le tasse nel Lussemburgo, perché il Lussemburgo ha agevolazione fiscale del 4% e non pagarle in Italia al 22%. Questo della Sardegna potrebbe essere un punto di riferimento anche per le imprese grosse che istituiscono la loro sede e pagano le tasse qua. Ok, se allora siamo d'accordo, direi di approvare all'unanimità. Ok, dichiaro chiuso il Consiglio.